myself, so I'm gonna let her do all the talking. Siamo in compagnia di Davide Mattioli, sono chef patron dell'Osteria Flip e abbiamo improntato un progetto incentrato sul cibo e sull'inserimento sociale e lavorativo dei soggetti svantaggiati. Questa era un'ex centrale del latte. Centrale del latte? Sì, questa era la Flip produzione latte igienicamente preparato. C'era una capofila, uno qua e uno mi sembra verso Lucania, non so. E comunque questa era un'ex fabbrica, qui c'erano i chini, e quindi questo comunque dà qualcosa di post industriale, dà un po' di metallo lo volevamo mettere. Il baccalà mantecato servito in quenelle con 2 crostini. Il baccalà mantecato per noi è baccalà mantecato. Il secondo antipastino invece è un piatto di nostra creazione, con un pizzico di autobiografia, perché è dedicato all'Emilia Romagna da cui veniva mia madre. È una battuta di manzo con uno zabaglione di parmigiano reggiano e delle chips di prosciutto crudo. A seguire il primo invece è un primo che abbiamo creato con Emanuele Scarello del ristorante Gli Amici di Godia a Udine, con il quale abbiamo fatto la serata dedicata al Friuli Venezia Giulia qui. Sono dei ravioli di fromage di Frant serviti con un umido di trippa, quindi è una scelta un po' coraggiosa che abbiamo fatto con Emanuele, ma entrambi abbiamo convenuto che è un piatto molto gratificante, molto anche per certi versi sorprendente. Chiuderemo con un piatto dell'ultima lista, quindi un altro piatto di nostra creazione, che è della ricciola. Noi la chiamiamo in risacca perché ha la barba di frate e le cozze accompagnate, quindi assomiglia un po' a questi bocconcini di ricciola lasciati in riva al mare. La risacca. Esattamente, la risacca. So send it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Poi abbiamo uno spazio dove fare laboratori, corsi, degustazioni e un auditorium dove organizziamo eventi culturali anche, come dire, per noi anche di un certo tipo, quindi ospitiamo artisti, attori e quant'altro. Così come era una centrale del latte prima, adesso cerchiamo di essere una centrale di relazioni, di incroci, di relazioni, di dialettica, di saperi, appunto, di culture. A voi l'obbligo di venire qui a trovare te e tutti quelli della brigata. Grazie mille, vi aspettiamo.